Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, ieri nel primo pomeriggio Carlo Conti e gli organizzatori del festival si sono giocati la carta sorpresa, che poi diciamo una sorpresa che più telefonata non si può, nel senso che consisteva nella presenza sul palco dell'Ariston per la 127esima volta, abbiamo perso il conto, di Roberto Benigni, il super ospite appunto di ieri sera. Allora, sai, tu senti, arriva Roberto Benigni, t'aspetti che Benigni faccia il Benigni, in una delle sue vesti, diciamo, ti puoi aspettare il satiro, diciamo, corrosivo nei modi, seppur sempre allineato diciamo al mainstream progressista, al piccolo diavolo che dal suo punto di vista ribalta il tavolo, porta la satira politica, lo sberleffo, sempre dalla parte giusta, sempre comodo, ma insomma quel Benigni lì, se volete il primo Benigni, Berlinguer ti voglio bene e via dicendo, certo oggi è un po' più difficile dire Elli ti voglio bene, mi rendo conto. Oppure ti aspetti l'altro Benigni, no? Il Benigni recente, il Benigni pedagogo, il Benigni, a nostro giudizio, inverosimile maître pensée, che declama e fa l'esegesi di Dante Alighieri, o che legge e sviscera i sottotesti della Costituzione, insomma, che il Benigni predicatore con pretese intellettuali che noi possiamo trovare, e lo ribadiamo, ridondanti e spesso inverosimili, ma insomma erano l'ultima tipologia di questa maschera del progressismo italiano. Ebbene, lui non fa né l'uno né l'altro, fa alla fine un tristo, prevedibilissimo, trattenutissimo compitino. Sì, perché ovviamente non rinuncia all'allusione alla battuta politica, scontatissima su Salvini, ministro dei trasporti, scontatissima l'evocazione del tema perenne, no? Del fascismo, fatta con battutino obiettivamente la terza media, per cui ha salutato Marcella Bella nei camerini dicendo bella ciao e scoppiava un putiferio in Rai, una battuta che potrebbe stare bene in una commedia dei Vanzina, ma perché quello è chiaramente un prodotto posizionato a un certo livello, ma non te lo aspetti da Benigni, questa cosa è, come dire, prevedibilissima, abbastanza rasoterra. Poi con ovviamente l'aggiunta per cui poi ho dovuto salutare anche i neri per caso, per cui si è evocata anche l'onda nera, ma in questo modo soft e poco pungente, per usare un eufemismo. C'è ovviamente la battuta facilissima su Giorgia che vincerà lei e ce la terremo per molti anni, ahimè dobbiamo rassegnarci, gli è venuto fuori la vena malinconica, però non irriverente, diciamo, del sinistro Benigni. Tutto con mezze battute, mezze frasi, mai con un guizzo, mai con una cosa sorprendente, e questa performance veramente all'insegna del compitino nella sua versione più ridotta e biginesca è sintetizzata dal finale, dall'inno del corpo sciolto censurato. Voi sapete che l'inno del corpo sciolto che compose Benigni alla fine degli anni '70 è, a mio modesto giudizio, una delle sue opere migliori, uno dei momenti migliori di beninismo, diciamo, e consiste in una rivendicazione volutamente sguaiata, intelligentemente oscena, liberatoria e un po' anarcoide, diversamente dal Benigni intruppato successivo, dell'atto, diciamo che umano per eccellenza, nel senso che accomuna tutti gli umani, del defecare, un classico ribaltamento carnevalesco di alto e basso, insomma una cosa da satira vera, dove si nomina anche l'atto, ovviamente, essendo la canzone imperniata su quello. Allora Benigni, su suggestione di Conti, fa tutta la tiritera che non vuole assolutamente cantarlo, eccetera, poi inizia a cantarlo, ma inizia a cantarlo censurato.
cioè censurando la parola chiave. Quindi mette in scena la sua cosa forse più satirica e davvero irriverente, censurandola. Anche qui come un compitino delle medie, no, dell'allievo che vuole fare la cosa trasgressiva ma non la dice tutta perché sennò la maestra lo riprende. Ecco, l'inno del corpo sciolto censurato, cioè veramente un ossimoro, un compitino di cui a quel punto non si sente il bisogno e non ha neanche ragion d'essere, è la sintesi perfetta di questa performance tristanzuola e rinunciabilissima di Benigni a Sanremo. Forse pensandoci però alla grande vittoria di Carlo Conti, del normalizzatore Carlo Conti, come vi diciamo da qualche giorno, o impiegato della Caripolo, come ci ha detto Vittorio Feltri, che è riuscito col governo di centrodestra a disinnescare anche Benigni, a ridurlo a 2 o 3 battutine prevedibili sul fascismo senza nominare il fascismo, a fargli cantare l'inno del corpo sciolto censurato, a normalizzare all'interno della narrazione contiana Benigni. Quindi Carlo Conti è, volenti o nolenti, il vero vincitore di questa edizione. Ci auguriamo nei prossimi anni di non assistere alla 128esima presenza di Benigni all'Ariston. Grazie a tutti, a lunedì. Tra un